Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Formula 1 2015. Oggi ci troviamo nel weekend di gara del circuito del Canada, come potete vedere dalla nostra info sessione. Allora, oggi ci sono delle... non è affollato per il momento, entriamo in pista finché è libera. Previsioni favorevoli, come potete vedere asciutto, seguito da nuvolamente possibili rovesci. La pista è circa sui 40 gradi, in una temperatura atmosferica di 22 gradi centigradi. Per adesso siamo 18esimi, stanno girando le prime autovetture, Alonso, Raikkonen, Rosberg, stanno iniziando un po' a testare gli assetti. Io sono riuscito ad elaborarne due, un primo assetto di prova, un secondo assetto invece definitivo, adesso ve li farò vedere. Andiamo con le gomme dure, mescola attuale, perfetto. Andiamo impostazioni, andiamo a caricare l'assetto, vediamo di trovarlo. Ecco qua, Canada numero 2, eccolo qua, ve lo faccio vedere immediatamente. Aerodinamica anteriore e posteriore, come potete vedere, non molto basse come si poteva pensare, perché necessariamente è un circuito che richiede grandi velocità massime, ma ci sono anche delle sezioni vi sono delle curve veloci che hanno bisogno anche di una discreta stabilità in curva. Per quanto riguarda invece la nostra trasmissione, possiamo trovare un 70% alla pressione dell'acceleratore, il 65% al rilascio. Sono dei valori che ci permettono di ottenere le massime prestazioni, soprattutto nel secondo e primo settore. Vi farò vedere poi nel momento in cui gireremo. Per quanto riguarda invece la campanatura anteriore e posteriore, è settata in maniera neutra. Avremo un mix tra stabilità in curva e ovviamente aderenza in curva e velocità in rettilineo, quindi anche cambio direzione ad alta velocità. Al solito Pista trafficata, molte squadre in pista al momento. Gomme anteriori convergenti, posteriori divergenti. Per quanto riguarda le sospensioni sono un po' più morbide del previsto. La barra stabilizzatrice, come potete vedere, è stata impostata in maniera regolare al livello 6. Adesso c'è al solito una sorta di mistura tra un'aderenza meccanica e il cambio di direzione ad alta velocità. C'è un assetto un po' neutrale. La pressione per quanto riguarda le gomme anteriori l'ho aumentata leggermente. Ovviamente questo è un valore che si va a settare secondo le svariate condizioni del circuito e atmosferiche. Per adesso va bene. Per quanto riguarda la zavorra, un po' più sul retrotreno. Ovviamente spostando il peso in avanti si promuove il sottosterzo, indietro il sovrasterzo. Ovviamente mi trovo meglio in questa maniera. Aumentiamo un po' il carburante, mettiamo 13 kg, perfetto. Per quanto riguarda ovviamente ok, l'assetto siamo a posto, possiamo scendere un attimo in pista per cercare di testarlo anche in diretta e vedere un po' quello che succede. Allora, i freni li lasciamo sempre sul neutro. Ok, circuito molto interessante, uno dei miei preferiti perché è uno dei più veloci. Ci sono dei rettilini dove le velocità arrivano a valori spaventosi, 300, 340, miscela grassa. Il DRS è possibile applicarlo e attivarlo in due sezioni del circuito, in questa sezione e nell'altra del rettilineo. Allora, se ci sono novità ti aggiorniamo. avanziamo dopo le due ultime chicane. DRS nuovamente attivo. Uno dei miei migliori tempi è stato di 1,14,800. Vediamo se riusciamo a riformularlo. Ottima frenata, giù l'acceleratore, si riparte. Perfetto. Allora, come possiamo vedere abbiamo due chicane adesso in discesa da affrontare in completa calma. Ecco, attenzione, ecco, perfetto. Dobbiamo di fare meglio al prossimo giro. Attenzione. Ole, benissimo. L'assetto ragazzi è perfetto. Bisogna solo unire una grande capacità del pilota. Vediamo un po'. Secondo settore, come potete vedere, è un circuito che presenta tantissime zone utili al sorpasso. Intanto vediamo di scaldare per benino le gomme. Vediamo come sono. Sono già a temperatura, ma questo primo giro lo facciamo esclusivamente per dare un'occhiata al circuito per coloro che non lo ricordavano. Dai. Di solito qui applichiamo poco carico sulla vettura, visti i lunghi rettilinei intervallati da chicane strette. È un circuito che chiede molto anche ai freni, quindi cerca di farci il piede. Sì, infatti i freni, come potete vedere, si raffreddano in questa sezione del circuito, diventano addirittura congelati per la grande quantità d'aria che li investe. Attenzione, taglio di curva, va bene. Vediamo di partire adesso, non siamo in qualifica, siamo solo in prove libere, cerchiamo di familiarizzare con il circuito. Attenzione, prima curva. Ti trovi in 10ª posizione adesso. Addirittura, tutto a sinistra, si risale la collinetta. Felipe in 6ª posizione. Benissimo, vediamo di affrontare bene questa prima curva.
Ottimo. Come potete vedere siamo riusciti a recuperare più di un secondo. Davvero l'autovettura risponde molto bene, la motorizzazione è perfetta. 10 kg, abbiamo 10 kg di carburante. Sono delle curve fantastiche perché si possono affrontare anche ad altissime velocità. Siamo sotto il muretto della Rolex, adesso finalmente il tornante a gomito. Giù il pedale del freno. Qua addirittura potremmo così tanto surriscaldare il freno da fonderlo con un martello, potremmo crearci una spada. Quindi attenzione. Ok, abbiamo questa zona proprio utile al raffreddamento dei freni, guardate diventano azzurri. Giù il pedale del freno, ultima curva, una delle più complicate, mamma mia. 12, 13 e... Bene, secondo posto, avete visto? Siamo riusciti a ottenere un ottimo tempo. L'ultimo giro passi in seconda posizione. Bene, avanziamo, cerchiamo di raggiungere e di fare anche un altro giro, un terzo e ultimo giro. Poi passeremo immediatamente alle qualifiche. Voglio solo farvi vedere nuovamente il circuito per farvelo memorizzare per bene. Abbiamo girato un po' più lentamente, ma non importa. Siamo sempre lì, ottimo tempo, abbiamo superato una Mercedes. Noi gomme dure, loro pure, quindi possiamo ritenerci soddisfatti. Hamilton 1,14. Comunque con questo assetto si può fare ancora meglio. Cioè, si possono recuperare 2 decimi ancora, secondo me. Con questo assetto bisogna non sbavare. Ecco, addirittura ho recuperato 5 decimi di secondo in quella sezione. Addirittura ho fatto il miglior tempo nel secondo settore. Date un'occhiata, siamo in viola contrassegnati, quindi attenzione, una grande prestazione nel secondo settore. Abbiamo 4 decimi di secondo, anzi 3,80 in meno rispetto agli scorsi giri. Giù il pedale del freno, sinistra, anzi destra e sinistra. Nuovamente il DRS attivo, siamo 1,10, 1,11, 12, 13, si taglia il traguardo con il primo posto, ragazzi. Prima posizione, abbiamo registrato il miglior tempo. Abbiamo ottenuto una bella pole position, come potete ben vedere, quindi una grande... Sono contento di aver girato, di aver effettuato questo giro in diretta qui registrando. Adesso gireremo in miscela magra, come potete vedere, per cercare di non sovraccaricare troppo il motore. Anzi, più che altro ce ne andiamo adesso ai box, perché non voglio consumare neanche le gomme. Torniamo al garage, avete visto l'ottima prestazione ottenuta dalla Williams, che adesso si trova al primo posto. Possiamo andare alla infosessione e procedere con la velocità massima. Vediamo un po'. Ecco, stanno girando, noi visto che ci siamo diamo un'occhiata ai tempi. Vediamo quello che abbiamo combinato. Allora, abbiamo fatto un secondo settore e un terzo settore da paura. Come potete vedere abbiamo ottenuto il miglior tempo rispetto a chiunque altro. Hamilton, è stato solo Vettel quello a ottenere il miglior tempo nel primo settore. Probabilmente perché avrà settato le marce molto basse e avrà una grande accelerazione in quelle curve. Però siamo soddisfatti perché siamo riusciti a superare Hamilton di circa un decimo. Quindi neanche roba da poco, eh? Un decimo è proprio un lieve distacco, ma neanche tanto lieve se si pensa a quanto è importante ottenere ottimi tempi per arrivare ai primi posti. Quindi se riusciamo a ripeterci anche in qualifica, soprattutto nella Q3, tutto potrà essere in discesa per la nostra gara e magari aggiudicarci una pole position e un podio, perché l'autovettura lo permette. Addirittura Raikkonen riesce a girare meglio di noi. Eccolo qua, passa in prima posizione, addirittura neanche un decimo, 75 appunto in più, ma neanche, quasi un decimo proprio. Vediamo un po', ha fatto di meglio nel primo settore, nel secondo ha fatto peggio e nel terzo peggio, però ovviamente facendo 4 conti ha fatto meglio con la Ferrari. Ha fatto 16 giri però, Hamilton altri 16, avranno preso molta più confidenza con la pista. Io ovviamente se girassi ancora di più riuscirei a strappare un altro tempo, ma non voglio annoiarvi con le prove libere e mi voglio buttare nelle qualifiche. Ora perderemo sicuramente altri 3 posti, perché di solito a fine sessione succedono i miracoli come al solito. Vediamo se è vero, ora finiamo nei quinti, guardate, vediamo. Dopo le prove Ah no, per secondi, oggi in meno prima male. posizione c'è... Buon pomeriggio. Buon pomeriggio, sessione di qualifica numero 1. Andiamo alla sezione assetto, gomme morbide. Hai grossi problemi a qualificarti No, per la prossima neanch'io. sessione. Non spingere troppo. Sì, spingo invece. Allora, abbiamo l'assetto pronto, credo che sia questo. Sì.
Lo so, è questo. Vai, 10 giri, il carburante è quello che è. Possiamo procedere. Gomme morbide, gomme rosse, super soft. Si parte. Allora, vediamo di ripeterci, miscela, carburante grassa, gomme pronte, freni neutrali, grassa. Peccato che abbiamo quei 4 piloti davanti a noi, che adesso li raggiungiamo e purtroppo ci ostacoleranno un po'. Guardate, già siamo molto vicini. Giù il pedale del freno, Kiat, eccolo, potete vedere che già siamo incollati a lui come una calzetta. Vedete un po', raggiungiamo alte velocità dietro di lui. Ecco, perdiamo qualcosa. Ecco, sapevo io. Stevens, bandiera gialla, ha investito. Ma non ci hanno dato penalità, non è colpa mia. Qui c'è Stevens, ci rallenterà un po'. (21.688), sono lento di 3 decimi. Dovevo girare 3 decimi più velocemente. Vediamo se riusciamo a fare di meglio. Ma io non voglio tirare neanche troppo le gomme. L'importante è arrivare almeno 17esimo. A me non interessa, perché poi si girerà tanto nella Q3. Giù il pedale del freno. Mamma mia, stavolta la curva l'ho fatta davvero molto male. Ho frenato troppo tardi, sono arrivato troppo veloce e abbiamo consumato un bel po' i freni e anche le gomme. Guardate la temperatura dei freni. Giù il pedale del freno, destra, sinistra. Lento, lento, molto lento sono stato. Vediamo. Oh, lento. Primo. Fantastico, hai registrato il miglior tempo. Voglio migliorare ancora, però. Possiamo migliorare, abbiamo girato non in maniera perfetta. Potevamo fare molto meglio. Destra. Bene, discesa. Questo è uno dei miei circuiti preferiti, Giù il pedale del freno, siamo un po' lenti in questa zona, 1 ma non importa. Si risale la collinetta. Prima avevamo Kiat davanti, adesso siamo tranquilli, anzi Stevens. Giù il pedale del freno, tutto a destra, sinistra, si sfiora il muretto e si procede. Vettel secondo, ancora non ha girato né Hamilton né Rosberg. Giù il pedale. Addirittura neanche 1 decimo in meno. Siamo proprio, diciamo, là, ragazzi, non abbiamo fatto nulla di male. Adesso vedremo un po'. Non ho attivato il DRS in tempo. Ho ritardato di qualche millesimo di secondo. Giù il pedale. Destra. Sinistra. Giù il pedale nuovamente. Acceleratore stavolta. 12, 13. Abbiamo migliorato ancora. Di viola nei settori 2 e 3, ma devi migliorare nel settore 1. Il settore 1 qua mi blocco, non ce la faccio. Torniamo indietro. Torna al garage. Cerchiamo di ripeterci anche nella sezione 2 e 3 di qualifica. Vediamo un po'. Ancora primi. No, in possessione. Accelera il tempo. Abbiamo fatto un terzo settore da paura. 28.525 contro 28.979 di Vettel. Abbiamo un 29.138, ma nessuno che... Dov'è? Nessuno che scende sotto gli 8, 28,8 nessuno li ha fatti. Noi abbiamo fatto addirittura 28,525. Ben oltre le nostre aspettative. Uno dei migliori tempi mai fatti, Guardate un po', abbiamo 4 decimi di distacco sul secondo. Dov'è? Come si chiama? Hamilton. Dov'è? Non lo vedo. Hamilton, bandiera dell'Inghilterra. Hamilton quinto e Rosberg è quarto. No, non è possibile. Mamma mia. Grande prestazione in gara. In qualifica. Vedremo adesso con la seconda sessione di qualifiche quello che accadrà. A noi ci importa un 10° posto almeno. Poi combatteremo nel terzo e ultimo sprint. Intanto nessuno è in grado ancora di battere il nostro tempo. Forse adesso si aggiusteranno un po' i tempi come al solito. Vediamo che succede. Ma niente. Sarà insoddisfatto Nico Hülkenberg per la Nico Hülkenberg, ok. Bene, si riparte. Chi si rivede? Infatti, andiamo nuovamente seconda sessione. Con le regole del parco chiuso manterremo l'assetto. L'alettone lo potremmo solo inclinare leggermente quello anteriore, ma a noi non ci importa perché
Le condizioni sono rimaste inalterate, quindi non ci interessa nulla. Partiamo con il carburante al massimo, DRS attivo, gomme ancora non in temperatura come potete vedere, le lasciamo per vedere come si surriscaldano durante il tempo su giro. Vediamo Vettel e Rosberg che effettuano un testacoda. Vediamo se riusciamo a recuperare sulla Ferrari. Attenzione, giù il pedale del freno, si gira a sinistra. Nuovamente Vettel ha fatto il miglior tempo in questa fase. Potete vedere che ha un'ottima accelerazione al di sopra della collinetta, probabilmente per la trazione. Piccolo taglio curva, ma che non inciderà a tal punto da darci una penalità. Proprio l'abbiamo tagliata in maniera tranquilla. Verstappen, passiamogli a destra, zona dei detriti, ma non ci siamo fatti nulla, non abbiamo scoppiato. Giù il pedale del freno, destra, sinistra, le due chicane, avanti al muretto Rolex, eccolo qui. Passiamo al di sotto, avanti, attenzione in questa fase a frenare per bene. Nuovamente acceleratore al fondo, miglior tempo nel secondo settore, forse anche nel primo. Vediamo un po', la Williams motorizzata Mercedes ci offre grandi soddisfazioni in questo rettilineo, ma anche la Ferrari, eccola qua, potete vedere che grazie alla scia permette di ottenere una grande velocità. Ringraziando il cielo non l'abbiamo toccato, ha dovuto impiantare lui una frenata e siamo sull'1.14.136 ancora. Miglior tempo. Miglior tempo. Voglio provare a migliorare ancora, facciamo un altro giro per vedere se riesco a rendere ancora perfetto il nostro tempo. Si procede. Ancora di meglio siamo riusciti a fare. Di quanto? Non riesco a guardare. Di 3 decimi, quindi attenzione, potremmo incorniciare il nostro risultato. Ah, Felipe Massa! Allora ho fatto bene a continuare, eh? Abbiamo tagliato la curva purtroppo, doveva andare un po' più a destra, ma non a tal punto da crearci problemi grossi. Altri 3 decimi recuperati nel secondo settore, vediamo adesso nel terzo. Il problema sarà nella zona delle due chicane pericolosissime ad alta velocità. Vettel, vediamo se recupera, se il suo motore è migliore del nostro. Mi sa di no, rimane dietro. Giù il pedale, destra, sinistra, non ho tagliatoli, dai, l'ho appena sfiorata. 11, 12 e 13. Addirittura, guardate che tempo. Siamo sull'1.13.192, uno dei tempi migliori mai fatti, eh?